Buonasera a tutti, carissimi amici. Siamo qui per la diretta di questa sera. Generalmente la diretta del martedì è dedicata ai trattamenti fisici. Questa sera non mi sento particolarmente in forma di usare così tanta energia, per un trattamento. Sono invece più dell'idea di, giocare un po' con le sibille, pertanto, questa serata sarà dedicata a rispondervi e magari faremo venerdì, vedremo, non dico niente, magari venerdì manteniamo lo stesso le sibille e, a seconda di come andrà, via, faremo a naso o a braccio, come si usa dire. Buonasera Marietto, buonasera Tiziana, buonasera Tonia, buonasera Valeria, grazie per essere qui. Grazie a tutti. Dunque, come ho detto, facciamo una diretta sulle sibille, perciò se vi farà piacere farmi delle domande, io vi rispondo in diretta. Se volete potete chiamarmi al numero 347 8702 622, vi rispondo in diretta, ecco, al telefono. Se invece preferite potete scrivermi la domanda nella chat che accompagna appunto la diretta. Fate voi, io va bene lo stesso. È chiaro che se subentra una telefonata, mentre mescolo le carte per rispondere a qualcuno che mi ha scritto in chat, do la priorità alla chiamata. Invece se non arriva insomma nulla o se la lettura è già incamminata, rispondo al telefono ma chiedo di attendere. Dunque sappiate che è così. Vi ripeto ancora il numero 347 8702 622 e diamo il via allora alla serata. Saluto anche Antonio, grazie, Mirela. Perfetto, benissimo. Allora, la prima domanda che è stata scritta è del Marietto Veneziano. Io ho una domanda secca. In febbraio avrò un incontro in Piemonte, vorrei sapere come andrà il tutto. Ok? Allora, vediamo, chiamiamo qua in causa le 52 anime delle Sibille, eccole qua, alle quali faremo queste domande e chiederemo le risposte. Vediamo un pochettino dunque il viaggio in febbraio in Piemonte, come andrà. Allora, mostro il taglio così. Ecco, allora lo mostro qua. Sospiri, speranza, dunque è qualcosa che verrà veramente atteso e desiderato, probabilmente qualcosa che nel tempo sentirai sempre di più la necessità che arrivi. Allora, dunque diciamo che, prima di questo viaggio c'è sicuramente qualche situazione un po' difficile, un po' problematica e, ci saranno probabilmente degli alti e bassi molto importanti o comunque delle incomprensioni. Probabilmente questo viaggio è un po', da organizzare, come dire, un po' di nascosto, un po' alla chetichella. Non nasce sotto i migliori auspici, c'è sicuramente un momento di tensione particolare prima che precede questo viaggio. Di per sé poi però le cose andranno bene, il viaggio sarà abbastanza fortunato, ma, con qualche preoccupazione. Ma superato questo, che potrebbe anche essere dovuto magari a quell'attesa che abbiamo visto nel taglio, in realtà poi il viaggio sarà assolutamente positivo, perché c'è l'allegria, la conversazione, il pensiero, sono carte che comunque insieme rafforzano un certo messaggio di come, starai bene e comunque potrai stare in compagnia di qualcuno che ti darà anche stimoli a livello mentale, che sarà comunque piacevole e con la quale
la compagnia, insomma, con cui farai questo viaggio sarà sicuramente una compagnia piacevole. C'è poi l'artista, la donna di servizio e la matrice che indicano sicuramente un qualcosa di legato anche a sentimenti, dunque è possibile appunto che abbia un risvolto importante anche dal punto di vista sentimentale. L'esito comunque è favorevole, parla proprio di una gita dove dovrai cogliere appunto determinate occasioni e comunque la fedeltà amplificata dalla lama della superbia, cioè della ruota di fortuna, fa capire appunto che sarà sicuramente positivo come viaggio. Occhio un po' magari all'organizzazione, qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Allora, vediamo la prossima domanda. Allora, Valeria vorrebbe sapere se supererà il concorso per diventare docente. Allora Valeria, cortesemente, lo dico anzi a tutti, non solo a Valeria, mentre ci sono, quando ponete la domanda mi dovete mettere per cortesia una data di nascita, perché molti di voi non hanno né foto né nome reale, dunque io devo potermi agganciare a una scia energetica, è importante per me per darvi una risposta quantomeno attendibile. Dunque Valeria, per cortesia, ti chiedo gentilmente di mettermi la tua data di nascita qua nella chat. Grazie. 25 giugno 85, perfetto. Allora, vediamo se superi il concorso per diventare docente. Ti devi dare ancora un po' da fare, eh? Allora, ti mostro la stesa. Ecco, allora devo dire che sotto questo aspetto, nella prima linea vediamo che nonostante alcune situazioni in cui sei stata seguita e probabilmente istruita anche in un certo senso, hai avuto una notizia, un fermo, diciamo un qualcosa di negativo, no? E dunque sei un po', come dire, timorosa in questo senso, però devo dire che al presente è nato in te un maggior senso di responsabilità, cioè hai più o meno inquadrato come funziona adesso il mondo dei concorsi e anche hai le idee molto più chiare dal punto di vista di ciò che vuoi realizzare e di quali sono le tue aspirazioni e dunque penso proprio che l'esito sarà favorevole perché tolto appunto un primo ostacolo che hai avuto in passato, probabilmente non so, è probabile che tu abbia già fatto qualche altra domanda, qualche altro concorso che non è andato a buon fine, ma nel prossimo futuro ritengo che le possibilità di ottenere una posizione vantaggiosa e comunque nella direzione che desideri siano alte e anche in questo caso, sebbene possa esserci della contrarietà, forse legata a qualche circostanza che ti sembrerà non proprio chiarissima o qualche chiacchiera di troppo che è stata fatta su qualche cosa, comunque vedo che avrai una buona possibilità comunque di concretizzare, di realizzarti impegnandoti e dovrai impegnarti molto. Comunque dalla tua c'è sicuramente la collaborazione e il sostegno di una persona, di un uomo che ti saprà dare delle indicazioni e ti aiuterà a partire in modo positivo e a costruire qualcosa. Comunque è in arrivo e ti darà una mano. Probabilmente lo conosci anche già, ma al momento del bisogno si farà avanti. Bene, andiamo avanti, vediamo un pochettino. Valeria, l'ho vista, grazie. Non risponde alle domande. Allora, Tiziana, volevo sapere se ho dei blocchi o delle credenze limitanti riguardo alla sfera affettiva. Ecco, è una domanda particolare perché
Facendo con le sibille posso vedere sicuramente qualcosa, ma nessuno mi aveva mai posto una domanda in questo senso. Allora, Tiziana, vediamo se hai dei blocchi o delle credenze limitanti riguardo alla sfera affettiva. Tiziana, allora intanto mi sono cadute queste 2 carte. Io tutte le volte che cadono le carte le guardo, perché per me è un messaggio che, vuole proprio venire fuori è come se tu tendessi a incontrare persone che agiscono tirando fuori delle problematiche. Ehm, fai caso al tipo di soggetti che avvicini, normalmente. Probabilmente il blocco riguarda proprio il fatto che tu hai, attirato sempre personaggi un po' che era meglio non avere vicino. E questa cosa probabilmente si è rafforzata in te, quasi come la convinzione di beccare solo persone che non valga la pena, no, che magari ti fanno star male. E se questa è la tua credenza, è chiaro che poi magari sei bloccata perché dici: prevengo, non mi lancio". Allora poi il taglio dice: "Dispiacere e stanza". Allora probabilmente riceverai una notizia non bellissima, che ti darà qualche dispiacere. Allora, vediamo un po' la stesa. Allora, abbiamo una prima linea un po' strana, cioè abbiamo, sempre delle notizie che non sono mai notizie affidabili. È come se qualcuno quasi volutamente venisse a riportarti delle cose, magari sui legami di uno o di un altro, e, quasi apposta per farti sentire come se tu, fossi ancora in alto mare con le relazioni, no, cioè il fatto di sentire, "Ah, sai quelli là si sono messi insieme, ah, sai adesso quello esce con questo", cioè probabilmente, non è fatto con cattiveria, però ti mette sempre un po' sotto pressione questa cosa qua, ti disturba e, tu profondamente vuoi un cambiamento, vuoi, cambiare le cose, però sei bloccata, quello che c'è è che sei bloccata ancora su una roba vecchia. Se tu hai una credenza limitante ti proviene da una vecchia relazione che ancora non hai elaborato correttamente, una relazione che ti ha fatto soffrire molto e che ti aveva creato molte aspettative nei confronti del futuro, che però probabilmente hai scoperto o di essere stata tradita o comunque, cioè non per forza tradita fisicamente con un'altra persona, ma, tradita in quelle che erano certe tue aspettative. Vedi questa linea qua è molto chiara in questo senso. E dunque, dentro di te si è creata un blocco. Sì, sì, il blocco ce l'hai, ma è perché tendi a farti, attrarre da persone molto sicure di sé, molto carismatiche, che però sono poco aperte nei tuoi confronti, sono più prese dall'essere amati e riconosciuti come validi e, poco disponibili a donarsi. Dunque chiediti in cosa sei magari, un po' debole, cioè in quale modo non credi sufficientemente in te stessa o di meritare, di essere amata completamente. Comunque ti voglio rassicurare perché sebbene ci sia una qualche preoccupazione, in realtà, ci saranno delle occasioni che però al momento non parlano di faccende durature, ma sicuramente l'occasione di incontrarsi con qualcuno e di, insomma avere una relazione intima, magari all'inizio anche non divulgata ad altri, ma tenuta un po' per voi, un po' segreta. Okay, andiamo avanti.
Grazia. Scusa Ilde, ma ne approfitto. C'è una situazione che mi sta snervando. Ma cosa vuole El? Nato il 20 febbraio 61, da me che mi cerca poi sparisce di continuo. Ok. Allora, Grazia. Il 20 febbraio, 20 febbraio. Vediamo il taglio. Allora, è in cerca di intimità questa persona, però è come, vedi, se la leggessimo la lettera è un po' come il gatto, sai come sono i gatti che arrivano quando va bene a loro? È un po' così quest'uomo qua. Magari quando ha bisogno di nutrirsi o di un momento di intimità ti viene a cercare, quando sta bene se la fa alla larga. Allora, Grazia. Eh, È una situazione che, è è delicata, nel senso che, non ha una struttura stabile, questo rapporto, è un qualcosa che andrebbe accudito, seguito un po' di più, ma chiaramente, non puoi farlo tu da sola, cioè ci vuole che, anche dall'altro lato questa persona si impegni, ma non lo fa perché in fondo qua c'è questa carta che, spiega un po' la sua posizione in questa situazione. Lui ha delle preoccupazioni probabilmente di natura economica. È possibile che non si lanci anche perché non saprebbe come affrontare un discorso in modo più concreto. E dunque, diciamo che la sua presenza comunque, c'è, viene, come ho detto prima, viene quando o proprio quando hai bisogno, ma è più quando ha bisogno lui che arriva. Comunque ha affetto nei tuoi confronti, ti vuole bene, ma non vedo un qualcosa in più, anzi è fonte di dispiaceri per te il suo atteggiamento. Quello che lui vuole è così, è continuare così. Lui vuole momenti di leggerezza, vuole, stare bene, ma forse segretamente pensa che non siete proprio fatti l'uno per l'altro, però nello stesso tempo tu gli stai bene, vai bene così perché riconosce il tuo valore. Però vedi, ehm, c'è un po' di affollamento, non è un tipo tanto trasparente, tanto chiaro, eh. C'è un po' troppa gente intorno a lui. Mh. Probabilmente, boh, probabilmente quando si allontana da te cerca qualche altro porto, poi dopo comunque gli piace tornare da te. Però non vedo, non scommetterei su questo cavallo. Andiamo avanti. Allora, grazie, ho risposto. Tonia, lettura generale, 27 maggio 65. Va bene, Tonia. Generale, vediamo cosa viene fuori. Ciao Rosa, ho letto adesso. Ok. Vediamo un pochino la lettura generale per Tonia. Allora, devo dire che intorno a te c'è una persona, un uomo che magari non è l'uomo giusto, però è un uomo che si dà da fare, che cerca di darti una mano. Vediamo un po'. Allora Tonia, dunque una lettura generale.
Abbiamo qua una situazione un po'. Allora, diciamo che partiamo con un passato abbastanza sereno, dove hai ottenuto delle cose, dei riconoscimenti, dove sei stata anche bene, però recentemente qualcosa ti ha portato dispiacere, probabilmente legato a, un affare sentimentale, un incontro che non è stato forse quello che desideravi. Non oppure, comunque una notizia che non ti ha, entusiasmato troppo e che al momento appunto, è ancora oggetto delle tue conversazioni e dei tuoi pensieri. C'è da dire che purtroppo su una determinata situazione c'è molta chiacchiera e probabilmente anche fatta un po' ad arte. Dunque, vedi c'è la carta della nemica con i deliranti, che mi fa capire che, sono situazioni di cui tu non sei neanche ancora consapevole. C'è probabilmente qualcuno che chiacchiera alle tue spalle, c'è pure sai conversazione nemica e, esaltazione, che mi fa capire che al presente qualcosa, rema contro di te e non è qualcosa che tu conosci, perché la nemica ha colpito e tu non te ne sei accorta. Te ne accorgerai comunque a breve e, capirai che qualcosa non torna. Però, nonostante ciò, tu hai un'ambizione, un progetto che, dovresti riuscire a colmare, a comunque a concretizzare. Anche se purtroppo per questa cosa c'è un fermo. Cioè, anche se cioè partirai e sicuramente qualcosa raccoglierai perché è qualcosa che hai già avviato nel passato, ma a parte una, occasione che s porterà a una trasformazione, ci sarà per un periodo un fermo. E anche qua dovrai rivedere molto approfonditamente un progetto, probabilmente avvalendoti dell'ausilio di qualcuno che ti possa, guidare o aiutare a superare appunto questi ostacoli, questi blocchi. Potrebbe essere nel settore lavorativo che tu abbia bisogno di qualcuno più competente che ti dia delle indicazioni, come potrebbe essere che dal settore affettivo, una relazione che comunque non era più, appagante e difficoltosa, cioè non era più appagante, ma si era rivelata difficoltosa, debba essere chiusa, okay, e tu debba prenderti cura di te stessa. Vedo comunque, per quanto riguarda l'esito futuro, delle carte veramente positive. Ti direi che se stai aspettando di incontrare una persona veramente valida, sia che si tratti di un contatto per questioni lavorative, sia che si tratti della persona con cui condividere, la tua vita, io, ti dico che secondo me ci siamo, cioè questa persona arriva. Dunque è questione di aspettare e probabilmente di chiudere qualcosa che si trascina e che non ti porta da nessuna parte più ormai. Allora, vediamo Lilianas 27: riuscirò presto a vendere casa di mamma. 27 gennaio 53. Vediamo Liliana, se vendi casa della mamma. Allora, denaro, conversazione, direi che ci siamo come punto di partenza mi sembra valido. Allora, è possibile che qualcuno si stia occupando di questa compravendita? Che qualcuno tra l'altro si sia anche già interessato all'acquisto? La vendi, sì, sì, la vendi. La vendi e non ci vorrà più moltissimo. Secondo me,
ehm, qualche bell'accordo si dovrebbe stringere, diciamo, fra qualche mese. Nel frattempo ci saranno più persone che si dimostreranno interessate, anche se non subito, e probabilmente qualcuno sembrerà più interessato di qualcun altro, ma poi si tirerà indietro. Però ti assicuro che troverai, nell'arco del prossimo mese, qualcuno che si farà avanti con un'offerta che poi porterà a termine. Sarà una persona comunque un gran lavoratore, chi comprerà questa casa e, vedo appunto che stringerai, vedi? Stringerai sicuramente un accordo favorevole per te. Ho risposto al volo, ma l'esito era chiaro, non c'erano molte cose da dire, anche perché tra l'altro il tempo scorre, vorrei accontentare ancora qualcuno. Vediamo Sara. Sara, 18 gennaio, sì, gennaio. Cavoli, quando è stato dicembre continuavo a dire, quando è stato gennaio continuavo a dire dicembre, adesso che siamo a gennaio, cioè, vabbè, avete capito. Sara, 18 dicembre 1971, dovrei affrontare tra qualche tempo un intervento chirurgico, qualche consiglio? Vediamo un po'. Allora, intervento chirurgico. Allora, è un intervento chirurgico, ehm, della quale stai veramente valutando se il gioco valga la candela. Non mi sembri molto convinta di farlo. Allora, guarda, l'intervento secondo me andrà bene, potresti anche farlo, però non ne sarai tanto contenta. Ora ti rimostro le carte. Vedi, è un qualcosa che, probabilmente, ti hanno sottoposto come se fosse, cioè, ti hanno sottoposto l'opzione o l'idea di questo intervento, e sicuramente l'aspetto teorico non c'è niente da dire. Effettivamente sembrerebbe appunto molto favorevole, anche la persona che dovrebbe occuparsene si direbbe molto capace. Però di fatto un qualcosa ti frenerà. Vedi? C'è lettera e questa carta che in genere, è un no, è un bel no, okay? Probabilmente non adesso, valuta bene perché, è come se alla fine, ehm, tu non fossi mai veramente sicura che, sia una cosa che valga la pena di fare. Non vedo né una particolare convinzione e né probabilmente la necessità di ricorrere proprio a un intervento. Cioè, è possibile che tu possa ottenere dei risultati soddisfacenti anche senza andare sotto i ferri? Perché, vedi, è strano, ma è altalenante. Cioè, allegria ammalato, allegrezza al cuore prigione, cioè, non è né un sì chiaro, né un no, però con carte così altalenanti non mi sento nemmeno di dirti: "Sì, sì, assolutamente". È come se mi stessero o ci stessero comunicando la possibilità che ci sia comunque qualche altra opzione da valutare, perché è come se facendo questo intervento, sì e no, cioè non sarà una cosa risolutiva, capisci? È possibile che comunque nel tempo, tu non abbia risolto il problema. Non so per cosa facevi l'intervento, però mi sembra un po' così. Va bene, sono fatte le 9, dunque abbiamo trascorso un po' di tempo insieme. Io invito tutte le persone che ancora hanno in coda, hanno messo delle domande, a tornare venerdì sera, avremo comunque un'altra diretta sempre fra le 20:30 e le 21, così potranno propormi la domanda in quell'occasione, fermo restando che se volete approfondire in modo più personale e privato potete sicuramente, contattarmi per un consulto privato al mio numero, che è sempre 347 87 02 622.
Dunque, grazie per avermi seguito, grazie anche per iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, per iscrivervi al mio se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Noi ci ritroviamo allora venerdì 20:30, sempre qui sul canale di Hildegarda e vediamo un pochino di rispondere anche agli altri per i quali mi dispiace non ho avuto tempo. Grazie ancora e a presto. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. Vi aspettiamo nei gruppi, mi raccomando. Un abbraccio.